Amici di TeleG, ben ritrovati, un'altra puntata di Biazantes, sempre in compagnia di Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno, Buongiorno bentornato. Grazie. Allora, la scorsa settimana ci hai preannunciato una visita in una chiesa per parlare della fontana di Rosello, vista così da una pittura, da un quadro. È vero, giusto? sì. Beh, era diciamo interessante poter parlare della Fontana di Rosello non sempre, no, dal punto di vista monumentale. Ecco, sempre in questa condizione. Invece far capire quanto esattamente ancora oggi e il perché probabilmente noi ancora oggi diciamo che è il simbolo di città. Questo si dice, non sempre. E noi se andiamo nella chiesa di Santa Caterina, bellissima, no? Monumentale, quella lì ovviamente, vediamo che ci sono una serie di opere d'arte interessanti. In una di queste, che oggi è posta nel transetto, nell'ultimo ovviamente di destra, poco prima, insomma adiacente alla sagrestia, vediamo in quella cappella ovviamente, vediamo un'opera d'arte interessante che è stata indicata come incoronazione della Vergine, ma in realtà ha molto di più. E cela esattamente un aspetto devozionale importante che io credo che meriti, insomma, di essere detto. Andiamo un po' a vederlo e quindi invitiamo, no, la visita ovviamente della chiesa di Santa Caterina e la contemplazione di questa opera d'arte, così come tutte quelle che sono lì dentro. Vediamo in questo quadro che è composto da due scene, è una tela molto interessante, importante, attribuita al fiammingo gesuita presente nella prima metà del Seicento qui a Sassari, e propriamente quindi lì, no? Stiamo parlando, c'erano i gesuiti lì ovviamente, no? Dove lui riesce ad avere anche delle persone che ovviamente lavorano con lui dal punto di vista artistico e quindi del pittore. Si chiama Johann Billewelt o Billwelt, no? Poi la pronuncia noi insomma ci scusiamo. Quest'opera è particolare perché presenta la fontana di Rosello, è presente la fontana di Rosello dipinta, è anche molto ben visibile, no? Sia nelle sue proporzioni all'interno della tela, ma anche nella sua parte definita, no? Dei dettagli, e quindi è possibile riconoscerla anche per quello. Ma è inserita in un contesto molto particolare che a mio avviso è un contesto espressamente devozionale, e lo spiego in questo senso. E nella prima scena, diciamo così, del dipinto, quella sommitale, che è quella che ovviamente prende, no, la maggior parte della tela, no, dal punto di vista della dimensione, è sì l'incoronazione di una Vergine, ma una Vergine Nostra Signora che, oltre ad avere le due vesti rosse e blu, quindi della simbologia che si riporta sempre a queste condizioni antiche, no, utilizzate sempre nell'arte, ha le 12 famose stelle, no, incoronata prima dalle 12 famose stelle, poi sta per ricevere la corona da chi? Dal Redentore, quindi Cristo è lì inserito in una condizione di Redentore, ok, col suo vessillo ovviamente, e Dio Padre Onnipotente col globo. Quella è un'invocazione che ci richiama certamente a ciò che è scritto nell'Apocalisse, no? Nella visione appunto giovannea di quell'aspetto della donna delle 12 stelle, no? Che compare, che quindi riprende tutta una tradizione, no? Cristiana, cattolica se vogliamo, ma riprende anche quella che poi, questa famosa incoronazione di colei che diventa regina dei cieli e della terra, perché questa è poi l'invocazione che oggi noi festeggiamo il 22 agosto graziano, ma fino a qualche decennio fa la festa, se non ricordo male, era inserita nel calendario liturgico il 31 maggio, non vorrei sbagliarmi, ma credo di aver detto esattamente. Ed è questo l'aspetto, è stata poi spostata il 22 agosto per legarla a quello che è l'aspetto dell'Assunzione, perché la parte iconografica è praticamente la stessa, solo che nell'Assunzione noi vediamo anche questo aspetto della dormizione, ok? Mentre in questo aspetto lei è comunque stata inserita in questa grande condizione regale, spirituale del regno dei cieli, quasi la stessa stregua praticamente del figlio. In realtà poi non lo sappiamo, lei ha portato Dio in grembo, quindi è questo. In questa grande scena molto interessante vediamo poi che è praticamente separata da una sorta quindi di nubi, di cielo, quindi si sta parlando di questo aspetto, vediamo la rappresentazione di una valle, che è quella poi della Valle del Rosello effettivamente sembrerebbe. A mio avviso non si riferisce solo ed unicamente alla valle in sé come l'aspetto insomma degli orti, perché non si vede tantissimo che siano rappresentati gli orti, però è molto rigoglioso, sembra quasi un giardino, sono anche delle palme. Poi vediamo anche un pozzo, no? Un po' in lontananza, chissà se magari è quella strada che va verso il pozzo San Nicola, non lo so. Poi ci sono alcuni altri aspetti in fondo e vediamo quasi una specie di piccola città, probabilmente Porto Torres, probabilmente anche Sorso si vede. Io non vedrei Castelsardo come alcuni hanno detto, perché mi sembra a me che questa sia una parte devozionale, cioè
chiedere una grazia a colei. Ricordiamo che anche nel Regina Celi noi chiediamo questo aspetto e si fa per Pasqua prevalentemente, no? In questo canto del Regina Celi. Quindi un aspetto di protezione, ma anche probabilmente per una grazia ricevuta. Chissà, magari per una pestilenza, quelli sono anni difficili nel 600, no? Chissà, magari per qualche presunta invasione, o magari una carestia. Perché dico questo, carestia, o magari anche una siccità? Perché l'emblema della fonte del Rosello riferisce anche quello. È l'emblema delle acque, di un'acqua buona, di un'acqua unica, forse acqua, no, importante per il Sassarese, dove gli è stato fatto un monumento veramente importante, regale, perché quel monumento è regale. Oltretutto rivediamo anche quali sono i cambiamenti del monumento, no, in relazione a quello che vediamo oggi. Non vediamo quegli archi che sormontano, no, che tengono il San Gavino, sembra quasi che ci sia una sorta di soppalco in legno, non è neanche così dipinto bene. Mancano alcune torrette laterali, soprattutto nel primo parallelepipedo, no? Manca quella figura che vediamo centrale nel secondo parallelepipedo, se non ricordo male, sì, di questo Dio, no? Questo Dio, divinità fluviale in questo senso. Quindi vediamo anche una testimonianza storica. Dicevo di aspetto, e voglio concludere con questo, di aspetto devozionale, perché questa scena è sormontata nelle due estremità da tre simboli molto importanti, che richiamano quello appunto che stavo dicendo, il Sole e la Luna. Quindi, insomma, perché mettere il Sole e la Luna? Eppure sono però due sistemi, no, dell'universo che richiamano quella che è l'invocazione alla Regina dei Cieli. Quindi lei sovrasta anche quello che noi vediamo sulla Terra. Poi, tutto sulla sinistra c'è una scala enorme, monumentale, che sormonta in una quasi edicola o forse una porta dei cieli, perché quello è il tramite, appunto. In effetti noi vediamo ancora oggi la devozione mariana della città. Ricordiamoci che la città, non solo per l'Assunzione di Maria, ma anche per le Vergini delle Grazie, celebra un voto, un legame con Nostra Signora. Un legame cittadino, anche il sindaco partecipa. Certo. Quindi questo quadro è certamente importante per tutti questi aspetti e anche perché vedere la nostra Fontana di Rosello così celebrata nei secoli, era stata appena fatta in quegli anni, era stata appena fabbricata, ci riporta a un monumento che oggi è necessariamente, doverosamente da rivedere, riscoprire, da riappropriarsi in un ambito storico, in un ambito anche, se vogliamo così, artistico, no? Rivederlo dipinto. Quindi mi sembrava bello poterne parlare di questo aspetto. E noi prendiamo il tuo racconto e lo proponiamo ai nostri ascoltatori affinché possano andare a vedere questo quadro così come ce lo ha descritto Bruno lì nella chiesa di Santa Caterina. Grazie ancora una volta Bruno a te. Grazie a voi. I tuoi sempre questi viaggi, e precisi viaggi, no? viaggi che ci fai fare con la mente ma con delle belle descrizioni davvero. Grazie. A voi a casa, amici, l'appuntamento è rinnovato alla prossima occasione, www.teleg.tv. State con noi.